Presidente Zanardi, possiamo veramente parlare di una straordinaria collaborazione con l'Austria, con il Kunsthistorisches Museum di Vienna. Abbiamo avuto un'accoglienza amichevolissima da parte dei curatori e dal direttore della parte antichità romane e greche del Kunsthistorisches, che hanno deciso di darci tutto quello che chiedevamo. Il Kunsthistorisches ha 340 pezzi, noi abbiamo scelto i 120 che ci sembravano più rappresentativi e ci è stato concesso tutto quello che abbiamo chiesto, e credo che la mostra che si può vedere da oggi sia veramente qualcosa di molto particolare, sia da un punto di vista storico, archeologico e artistico, sia da un punto di vista di collaborazione con un grande museo austriaco in un momento in cui in Europa tutto è difficile, in cui tendono a nascere motivi di contrasto, polemiche, diatribe. Con Vienna è andato tutto splendidamente bene e credo che questo rappresenti un po' il piccolo messaggio politico che noi cerchiamo sempre di inserire nelle mostre che facciamo, e cioè un messaggio di facilità di lavorare con un paese confinante vicino. Assessore Callari, dunque possiamo dire decisamente Aquileia, simbolo della Mitteleuropa, fucina di culture. Assolutamente, fucina di cultura al centro dell'Europa, ma soprattutto rappresentativa dell'identità dei popoli europei. Popoli europei che oggi, attraverso la bellezza della cultura, vogliono dire al mondo intero: si può essere veramente inclusivi nella nostra società soltanto se si accettano le regole che vengono fuori da una civiltà millenaria, attraverso la quale vogliamo ribadire il primato della cultura e il primato dello stare insieme attraverso delle regole di civile convivenza. Questo è stato un territorio che ha visto anche momenti di grande difficoltà, momenti anche di guerra purtroppo, ahimè, ma da questo ne siamo venuti più forti. Siamo venuti più forti perché abbiamo ricostruito effettivamente quello che oggi Aquileia rappresenta. Era l'avamposto verso la barbarie, continua ad essere un avamposto di cultura, e di questo siamo orgogliosi perché promuove tutto quanto il nostro territorio. Dottor Capurlotto, senza dubbio si tratta di una mostra che ha un significato molto particolare, di grande importanza per l'arte e la cultura in Friuli Venezia Giulia. Certamente, perché non solo porta dei capolavori di epoca romana che qui ad Aquileia furono forgiati, ma anche racconta un pezzo nobile della storia di Aquileia, cioè la scoperta dell'antica città romana nell'Ottocento, quando questa città era sotto l'impero asburgico, e quindi, come nella seconda sala di questo riallestito museo, che può confrontarsi con le opere che di Aquileia erano e sono, si racconta come, in qualche maniera, come è nata quella ricerca, quegli scavi che hanno portato anche a questo museo. Siamo con i due tra i tre curatori della mostra, dottoressa Novello e dottor Tiussi. Siamo in una sala particolare dove vediamo un doppio bassorilievo, un originale e una copia. Quindi possiamo iniziare da qua per raccontare cosa vediamo in questa mostra. Senz'altro, forse questo è uno dei pezzi più emblematici della mostra, ed è anche emblematico il fatto che sia sistemato in questa stanza, che è la stanza del museo, la sala del museo, che racconta proprio la storia del museo, degli studi e delle ricerche. Il rilievo di Mitra racconta una parte importante di questa attività di ricerca e dei ritrovamenti che hanno portato pian piano alla conoscenza e alla scoperta di Aquileia, perché fu ritrovato nel 1888, in un momento in cui il museo archeologico già esisteva, da pochi anni era stato creato da parte del governo asburgico, però la legislazione austriaca permetteva ai rivenitori di essere proprietari dei pezzi archeologici, delle antichità ritrovate. E quindi il rilievo di Mitra, un pezzo eccezionale che raffigura una scena di uccisione, una scena rituale di uccisione del toro da parte del dio Mitra, che è stato rinvenuto in un terreno che sappiamo essere in una zona dove potrebbe essere stato collocato l'antico mitreo della città, venne subito venduto a un barone triestino che lo promise inizialmente al museo. E nel museo rimase per alcuni mesi, tant'è che appunto possiamo vedere adesso il calco in gesso che poi venne realizzato, ma poi improvvisamente si decise di regalarlo all'imperatore Francesco Giuseppe. E quindi questo pezzo racconta proprio come molti dei reperti che sono stati trovati nel corso del tempo ad Aquileia abbiano preso strade diverse, e per la prima volta invece è molto emozionante rivederlo ritornare a casa per il tempo della mostra e dialogare con quello che è la sua copia, che noi sempre con molto orgoglio raccontiamo e mostriamo durante le nostre visite, perché appunto si tratta di uno dei pezzi più rappresentativi
significativi di questa multiculturalità e di questo insieme di culti e di culture che l'Aquileia antica rappresenta. Dottor Tiussi, altri esempi di quello che possiamo vedere? In particolare, oltre al mitra, c'è proprio qui al piano terra la statua di Venere, che vediamo per la prima volta esposta, devo dire per la prima volta in assoluto, perché anche nei musei di Vienna era relegata finora ad un deposito, e quindi la vediamo oggi restaurata proprio grazie anche all'intervento della Fondazione Aquileia. È un bellissimo rilievo di età Flavia, quindi siamo intorno al 70-80 d.C., con la raffigurazione di un sacrificio. È un sacrificio di Stato, quindi una cerimonia molto importante, ed è un rilievo che fa veramente a gara, ecco, con i migliori esemplari coevi della statuaria di Roma. E poi al piano superiore naturalmente abbiamo il bellissimo piatto d'argento, che è un altro pezzo eccezionale da tutti i punti di vista, anche perché probabilmente sottende una propaganda politica legata alla figura del notissimo Marco Antonio, di Cleopatra, e la croce di bronzo che viene proprio da Aquileia, e una serie di gemme che raccontano lo splendore della glittica, cioè dell'arte proprio delle gemme qui ad Aquileia. La mostra rimarrà aperta fino al 20 ottobre.